Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo a Catalogna, Gran Premio di Barcellona, 13esimi posto in griglia, purtroppo ragazzi, o adesso o mai più, cioè o vinciamo adesso o ce l'abbiamo nel culo, in questa rubrica aspettando MotoGP 15 sono più le delusioni che le cose positive. Andiamo raga. Obiettivo first curve, nell'inglese puro. Se facciamo alla grande la prima curva, tutto può essere più semplice, anche se c'è la curva in mezzo, anche là in qualificamento un sacco di problemi, purtroppo c'è una curva a Catalogna che odio. Ragazzi, abbiamo vinto tante volte qua, non dobbiamo sbagliare niente. Ecco la prima curva che dicevo, mamma mia che world class, world class. Marquez è un Allora, se lo facevo io andavo fuori, però che palle sta storia. Vai contro Camomillo, siamo contro Camo. Marquez non rompere i coglioni. E Rossi è primo, e Rossi è primo. Dai, vale. Eccola qua la curva maledetta. Questa è la curva che odio. First class e world class. Vai Kume, the best Kume in the world! Dai cazzo, dai. Adesso non sto commentando tantissimo, però questa è di fondamentale importanza per la serie, perché se sbagliamo anche questa è finita. Rossi fa paura. Tutti i tifosi, anche se la maggior parte sono tifosi di Marquez e di spagnoli, ma tutti vogliono vedere Vale tornare. Tutti vogliono Vale. Tutti vogliono Vale. Vabbè. Marquez e Lorenzo spaccano i maroni. Giro record di Rossi, fastest lap di Valentino. Ho un po' di paura ragazzi, ve lo confesso. Ho un gonfiade paur in Venetian pur. Dai Vale, dai cacchio. Lo chiude bene Marquez. Per una gara veramente apertissima. Difficoltà difficile, difficoltà cazzutis. Mamma mia, ho scritto l'incrocio finale, mamma mia. La tensione è altissima, ragazzi. Marquez purtroppo è secondo, quindi anche se vinciamo recuperiamo un cazzo. Però intanto vinciamola, poi vediamo. Purtroppo ho perso un'enormità di punti all'inizio, mamma mia. Anche più del previsto, purtroppo. Soprattutto il Mugello. E Lorenzo sgattuia via Pedrosino, anche Camomillo. Marquez adesso indietro. Siamo secondi, Lorenzo ha preso la testa, ma puttana miseria. Pensa a Camomillo. Marquez è quarto, incredibile. Frena. Bravissimo, questa è la mia curva, fioi. Dovrebbe finire così con Marquez quarto, speriamo. Solo così possiamo tornare in corsa a top. Ho paura però, fioi. Sto tremando di paura. Dai Rossi. Regalacela per i fans, per tutti. C'è una tensione scandalosa. Dobbiamo superare bene questa. Dobbiamo superarla. E la superiamo. Un po' a fatica. Un po' di cuore. Un po' di culo. Ma la superiamo. Siamo nella parte finale. Vai dottore.
vuole la seconda vittoria in questo campionato dopo il Qatar. Non rischiare Kume. E non rischiare Vale. Esternazzo brutto. Esternazzo brutto. Dai, Comendon, ti prego. Ti prego. Vai, Vale. Ultima curva. Ultima curva. Ed è seconda vittoria consecutiva. Seconda vittoria consecutiva. Rosice. Rosice. Grande Rossi. Seconda vittoria. Seconda vittoria. Rossi torna in corsa. Marquez quarto. Beffato Marchetto. E torniamo sesti a meno 49. La strada è ancora lunga, ma ce la e dobbiamo fare. Bravi Fioi. Bravi Fioi. Che sofferenza però, che sofferenza. Rossi festeggia. Raga, alla prossima. Ciao.